Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo di oggi, giovedì 10 agosto. L'assessore al turismo e all'agricoltura del Veneto Federico Caner ha espresso il suo sostegno per le iniziative culinarie volte a contrastare la proliferazione del granchio blu, un crostaceo invasivo nelle acque dell'Alto Adriatico. Egli ha enfatizzato che la cattura del granchio blu è l'azione più concreta per affrontare il problema e ha suggerito che invece di sprecare questa risorsa sarebbe opportuno renderla commestibile e introdurla sulle tavole dei consumatori. Caner ha evidenziato che l'idea di trasformare la pesca del granchio blu in un'opportunità culinaria potrebbe rappresentare una strategia efficace per affrontare i danni che questo crostaceo sta causando al settore della pesca e all'ecosistema della laguna di Venezia, dichiarata patrimonio dell'UNESCO. L'assessore ha elogiato le iniziative come quella promossa da Coldiretti ad Eraclea, dove è stato presentato un menù a base di polpa di granchio blu. Ha sottolineato che tali iniziative contribuiscono a sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema e dimostrano come sia possibile trasformare una situazione problematica in un'opportunità, sia dal punto di vista ambientale che culinario. A Chioggia ci sono vari ristoratori che lo stanno cominciando a inserire tra i propri piatti, oltre a commercianti come Matteo Grego che cercano di promuoverlo. Nel frattempo, il direttore del mercato ittico all'Ingrosso sta proseguendo con l'organizzare la prima festa dedicata a questo invasore. Certo è che il granchio blu della Laguna Veneta potrebbe veramente diventare un prodotto tipico, date le premesse, e sperando che nel frattempo non faccia piazza pulita delle altre specie. Il servizio su Matteo Grego e il granchio blu è disponibile sul canale YouTube di Chioggia Azzurra. Da oggi tecnici e volontari della Protezione Civile del Veneto saranno in Slovenia per fornire soccorso alle popolazioni colpite dalle alluvioni della scorsa settimana. Il presidente della regione Luca Zaia ha annunciato che il sistema di Protezione Civile del Veneto si è messo a disposizione del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale per supportare le operazioni di ripristino in territorio sloveno. Il ministro Musumeci ha comunicato che dalla giornata di oggi personale e mezzi della Protezione Civile del Veneto collaboreranno con i colleghi della Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento per installare un ponte Bailey lungo 25 metri e assistere alle operazioni necessarie. L'iniziativa è stata avviata in seguito a una richiesta del Meccanismo Europeo di Protezione Civile con l'obiettivo di individuare risorse come macchine operatrici e ponti Bailey da 20 a 40 metri. La Protezione Civile del Veneto ha reso disponibile un ponte Bailey di proprietà precedentemente installato in Val di Zoldo e la proposta è stata accettata dal Meccanismo Europeo di Protezione Civile. Questo sostegno operativo dimostra la solidarietà e la prontezza d'azione del Veneto in momenti di emergenza. Un sopralluogo del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale in Slovenia è previsto per oggi. Durante questo saranno individuati i luoghi di intervento e le necessità immediate. Successivamente ulteriori invii di personale e mezzi potrebbero essere pianificati per affrontare le sfide emergenti. Qualcuno di nostra conoscenza afferma che si potrebbe inviare con la Protezione Civile anche l'avvocato Gioacchina, che magari capisce che l'idea di mettere un Bailey sul Brenta è una fesseria. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. Chioggia Azzurra fa i puntati sul convegno di Belém in Amazzonia, organizzato dal presidente brasiliano Lula da Silva, presidente di turno del Mercosur. L'annuncio che lascia il segno è la richiesta di 100 miliardi alle nazioni ricche per uno sviluppo sostenibile dei paesi amazzonici e per fermare la deforestazione. Belém si prepara così ad ospitare il vertice sul clima COP dell'ONU nel 2025. Inversione di rotta quindi nelle coltivazioni estensive di soia,
cultura quanto mai invasiva e problematica per l'utilizzo di diserbanti e pesticidi, il cui principale acquirente sono le multinazionali asiatiche che la utilizzano come fonte proteica nei mangimi animali. Una garbata presa di distanza quindi dagli amici del BRICS, certo una netta condanna alle pratiche di deforestazione, che sono invece impiegate indiscriminatamente in altri continenti, come ad esempio la Repubblica Centroafricana, dove il suo presidente Touadéra si appoggia per mantenere la sua posizione alla Bois Rouge, braccio economico di un famigerato gruppo di mercenari, alla quale ha rinnovato una concessione trentennale senza limiti per la deforestazione della zona di Lobaye. La salvaguardia dell'Amazzonia del resto è indispensabile per rallentare il cambiamento climatico, cronaca di tutti i giorni anche con le sue manifestazioni più singolari, che senza andare lontano vediamo a Chioggia con la tropicalizzazione delle specie ittiche come il granchio blu. La soluzione a mali estremi può essere quella proposta da Lula: "If you can't beat them, eat them", se non puoi batterli, alleati, che va bene anche per il granchio nel vero senso letterale: se non puoi batterlo, mangialo. Osteria Veneta, per gustare dell'ottima carne in un ambiente rilassante. Nuova gestione in via Brondolo 21. Prenota chiamando il 349 875 7579. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 10 agosto, è la farmacia alla Navicella in Viale Mediterraneo Sottomarina, vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio, alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, dove continuiamo a prendere prenotazioni per i testi scolastici. Ciao a tutti. Venezia. 9 agosto 2023 la segreteria dello Yacht Club Venezia ha pubblicato stamane nel proprio sito web il bando di regata della Io e te, un uomo ed una donna in vela, aprendo così di fatto a poco meno di un mese dall'evento anche le adesioni alla manifestazione. L'evento, come da tradizione, si terrà il primo fine settimana di settembre ed è organizzato dallo Yacht Club Venezia sotto la direzione di Mirko Sguario, in collaborazione con il Diporto Velico Venezia e il Porto di Mare. Ad offrire supporto logistico alla Kermesse sarà il Marina Sant'Elena, che sulle proprie banchine ospiterà le imbarcazioni e gli equipaggi provenienti da tutto l'Adriatico che prenderanno parte all'evento. Il programma della manifestazione si aprirà con un momento conviviale in programma sabato 2 settembre. La partenza della regata, che si disputerà su di un percorso a quadrilatero nel tratto di mare antistante il Lido di Venezia, è invece in programma alle ore 13 di domenica 3 settembre. Alla gara potranno prendere parte tutte le imbarcazioni monoscafo in regola con le annotazioni di sicurezza per la navigazione, assicurazione secondo normativa FIV con estensione alle regate. Così come riportato nel bando di regata non saranno ammesse vele non infierite come ad esempio Geneker, Spinnaker o Code Zero. La quota di iscrizione comprende oltre all'ospitalità nel Marina Sant'Elena per la notte di sabato 2 settembre, anche i gadget della regata e la cena degli equipaggi in programma il sabato sera. A rimarcare la forte attenzione verso la sostenibilità ambiente, ogni equipaggio verrà omaggiato di un paio di magliette celebrative dell'evento, realizzate da energia pura in materiale ecosostenibile con materiali ricavati dagli scarti in PET delle bottiglie di plastica.